Buongiorno, buona domenica a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Padania Libera. Domenica 17 maggio, siamo a 15 giorni delle elezioni regionali e sono qui in studio con un ospite, una graziosa e gentile ospite, Terry Schiavo. Buongiorno. Che mi aiuterà in questa rassegna stampa domenicale. Poi ne parleremo diffusamente di quel che fa Terry Schiavo e il suo parere molto ma molto interessante su vari argomenti che tratteremo. Visti in una chiave particolare, però. Esattamente, sì. Da bionda fanciulla, diciamo anche che sono un pochino romantica, quindi non posso non vedere secondo una sfera, chiamiamola affettiva, non svegliamo però tanto. Esatto, lasciamo i nostri esatto. ascoltatori nel dubbio, nell'incertezza e nella curiosità. E partiamo subito con i titoli dei vari giornali. Come sapete, ogni domenica io cerco di fare quantomeno una rassegna stampa comparativa, vedendo i titoli dei giornali, dei principali giornali, vedere cosa mettono in prima pagina, cosa è importante per loro. Corriere della Sera, sfida sugli scrutini bloccati, si parla di scuola, l'attesa dei sindacati, il garante dice intese violate, le lettere dei professori, il dialogo del premier. E poi ancora il petroliere dell'ISIS, ucciso dagli USA, Palmira sotto assedia, in Siria, bandiera nera a nord del sito archeologico. E mezz'ora prima della strage, qua parliamo invece di Milano, Guardiello era già in tribunale, la persona Claudio Guardiello ha ammazzato 3 persone nel tribunale di Milano. L'assassino in sostanza. L'assassino ed è praticamente... Si aggirava liberamente per individuare il giudice che era il destinato. Sì, che poi non ha beccato il giudice giusto, ma un altro comunque per lui. Doveva ammazzare un giudice probabilmente. Ecco, passiamo al giornale. Mattarella rinuncia alla superpensione, è il titolo di apertura, il più importante. Il Quirinale scrive al giornale, il presidente ha chiesto di togliere dal suo stipendio l'equivalente del vitalizio da professore. Consigliere regionale di Nababbi, Marazzo ha già incassato 5 volte i contributi versati. Vi ricorderete di Marrazzo che si dimise dopo lo scandalo trans. Certo, sì, assolutamente. E come si fa a scordarselo? Un politico che insomma entra in un giro simile, tra virgolette, difficile da dimenticare. Oltretutto sembra con soldi pubblici, ricattato, eccetera. Comunque Marrazzo, ci fa ancora più arrabbiare. Ovviamente sì, ha incassato 5 volte i contributi versati. E poi ancora i guai del candidato PD in campagna, De Luca spunta in favore al figlio, il figlio Pietro, avvocato, ottenne inopportuna consulenza, ora è indagato per bancarotta. Io mi chiedo quali sono quelli del PD che non sono indagati, però per Renzi va tutto bene. Si contano su una mano, Andrea? Quelli che non sono indagati sì. Poi vediamo un po' Repubblica, un giornale di sinistra, prima pagina, in settimana il decreto sulle pensioni. Oggi in serata continua il Repubblica, vertice tecnico a Palazzo Chigi, 13 miliardi di spesa coperti in parte col tesoretto. Voi sapete che la la consulta ha dichiarato illegittimo parte della legge Fornero e quindi del blocco delle pensioni, quindi deve restituire l'INPS e lo Stato devono restituire i soldi ai pensionati. E sì, 13 miliardi di spesa coperti in parte col tesoretto. E l'altra parte? Non ci sono questi soldi. Dicono di sì, che c'è il tesoretto, è spuntato ogni tanto. Magicamente. Esattamente, all'improvviso. E poi i rimborsi previsti solo per i redditi più bassi, nel senso che chi aveva un reddito alto comunque è stato defraudato,
anche con un reddito alto, comunque fa niente, viene continuamente defraudato. E poi c'è da Massa Viareggio, contestato Salvini, lanci di uova, un sasso, 2 feriti negli scontri. Chiaramente questo è un titolo fazioso, ne parleremo, sono sempre quei 50 delinquenti assassini dell'estrema sinistra che se ne vanno in giro per l'Italia, esatto, a fare disturbatori. Io mi chiedo chi sovvenzionati da qualcuno, esatto, sicuramente, paga, perché non credo spendano i soldi loro, no? Penso che non ne hanno, perché sono dei rand da quel che si vede. Egitto, pena capitale all'ex presidente Morsi, blitz USA in Siria, ucciso ministro dell'IS. E lasciamo i titoli di Repubblica per passare a Libero. Anche Libero si occupa delle pensioni. Altri 20 mangioni, spunta anche Prodi, si occupa delle pensioni in modo diverso. Libero. Fuori da solo 7 anni, l'ex premier Prodi ha già incassato 120.000 euro extra contributi, ma nel PD molti lo battono, udite udite, uno che lo batte è Bassanini, l'altro è Bassolino, per non parlare di Martelli. E il renziano Richetti, una legge per levare i vitalizi, ma Capanna, vi ricordate di Mario Capanna, sì, leader di Democrazia Proletaria, sì, del movimento studentesco, eccetera, maledice chi gli vuol togliere il vitalizio, perché poverino, se no non riesce a vivere. Capanna non vive neanche a Milano, più a Milano, mi pare che viva in Emilia Romagna, piuttosto che l'ho sentito telefonicamente 6 mesi fa, per un'intervista, e lui mi ha detto che di andargli da lui se volevo intervistarlo, che lui e tu hai detto subito sì, sto già arrivando, assolutamente giusto? Sì, assolutamente sì. Poi ancora l'infinito scandalo di De Luca, molestatore di minori nelle liste del PD, e poi vedremo più dettagliatamente di che cosa si tratta. Lasciamo Libero e andiamo a Il Giorno. Immigrati, Parigi ora frena. Valls a Mentone critica le quote Unione Europea, sono da rivedere. Voi sapete che avrebbero deciso di ogni paese europeo di prendersi una quota di questi migranti che in realtà sono clandestini, qualcuno dice che sono rifugiati politici, ma è tutt'altro. In effetti poi nessuno li vuole. Domani vertice decisivo. Come si dice, tutti li vogliono e nessuno li piglia. Esatto, ma iniziare dall'Inghilterra in avanti, insomma. E poi caos Medio Oriente, blitz USA in Siria, ucciso leader dell'ISIS. E poi ancora si occupa della scuola Il Giorno, i Coba sfidano il garante, scrutini bloccati. E poi ancora arriva Salvini, ancora scontri, salta il comizio. Ecco, questi sono i titoli dei principali giornali. Adesso vediamo, come al solito, di approfondire. Vediamo pagina 2 del Corriere. Cosa ci dice pagina 2? La sfida dei Coba si occupa di scuola, bloccheremo gli scrutini. I Coba sono i sindacati di base, insomma. La divisione tra i sindacati, il Premier difende la riforma su Twitter. Ecco, il Premier twitta, fa le riforme cinguetta. Io non cinguetto, non mi sono... A volte sarebbe meglio evitare di cinguettare. Sì. Il garante pronto a intervenire, tutte le famiglie, ma serve più concertazione. E chi è questo garante? Roberto Alesse, romano, classe 64, giurista, e il presidente dell'autorità di garanzia sugli scioperi dal novembre 2011. E poi sempre a pagina 3 del Corriere si occupa il Corriere ancora del problema della riforma della scuola. Basta un prof per fermare una classe, mal di testa improvviso e visita dal neurologo, o interventi fiumi per allungare i tempi, i trucchi per boicottare i giudizi. Nell'88 ci tuffammo nel lago gelato per ammalarci. Queste bello, ne abbiamo visto di tutto. 26 ne abbiamo anni viste fatte di tutti i colori. Esatto, chi l'avrebbe mai detto in questo paese, che poi questo strano paese. Lo sciopero sarà un boomerang,
Renzi e il dialogo diretto con i docenti. Il Presidente del Consiglio avverte la minoranza PD sarebbe da irresponsabili usare la protesta. Come voi sapete, all'interno del PD ogni volta che Renzi fa un decreto c'è contestazione, c'è una minoranza che lo contesta, una minoranza però molto ma molto agguerrita, e quindi anche sulla riforma della scuola è molto contestato. E in effetti Renzi con la riforma elettorale sta cercando di spazzare la contestazione. Sì, dimmi. Mi viene in mente, cioè mi viene da pensare che quello che è così fortemente contestato fa paura perché sarebbe veramente in grado di cambiare il sistema. Quindi ci sono veramente questi 4 scappati di casa, perché io non riuscirei a chiamarli in un altro modo, non potrei dare loro un'altra definizione, però sono spaventati da un cambiamento che avanza e che prima o poi dovrà esserci. Sì, ma in effetti non capiscono che facendo in questo modo qua fanno aumentano i consensi. Certo, ma anzi continuino a contestare. Ma a noi va bene così, a Salvini forse un po' meno, poverino. Esatto. Per qualche timore per Matteo io ce l'ho. Comunque, Siria, forze speciali USA uccidono capo ISIS, raid nella notte, catturata la moglie, avevano una schiava yazida, i jihadisti nella zona di nord di Palmira. E questo è quanto accade in Siria, lì altro che primavera araba. Queste primavere arabe, come dicevamo, sono state un disastro, in realtà hanno scoperto ben altro. I dittatori, purtroppo è triste dirlo, ma tenevano sotto controllo però il popolo, insomma le frange più estremiste in realtà del popolo, perché poi il grosso del popolo queste cose qua non le vuole, insomma. Il regime mostra segni di cedimento, Assad dice certe battaglie si perdono, e poi c'è il rebus della Tasi, se ne occupa il Corriere, quindi se qualcuno vuol prendere il Corriere a pagina 9 ci sono le tasse sulla casa, prima casa, seconda casa, eccetera, se volete informarvi. E poi io direi che non c'è, ecco, ci sono scontri con la polizia e feriti, nuove tensioni per Salvini. Solidarietà anche da Renzi in Toscana, centri sociali in piazza. Allora questi scappati di casa, come dici giustamente tu Terry, sono questi del centro sociale, insomma. Ce l'hanno una casa questi? Poveri genitori, mi viene da dire. Sì, sai, io ho 2 figli. Poveri genitori, ma anche poveri loro, perché veramente, cioè, perdonate loro perché non si rendono conto di quello che fanno. Sì. Cioè, mi dispiace per loro perché non hanno la consapevolezza dei grandi errori che stanno facendo nei confronti di loro stessi, del loro presente e del loro futuro. Sì, se bisogna vedere quanto futuro avranno, insomma vedremo. Sinistra e destra in gioco, Liguria, il paziente zero degli equilibri nazionali, e c'è la foto di Totti con Raffaella Paita, e vabbè, insomma, i 2 contendenti, l'attacco al PD all'interno, la scommessa di Totti. Poi Berlusconi rincara, qui si occupa anche del duello Berlusconi-Fitto, insomma. Berlusconi così ha detto anche lui Fitto, ma Fitto chi è? Mentre prima l'aveva un po' designato come suo delfino qualche anno fa. La replica: qui per lui un deserto imbarazzante, il capo di Forza Italia teme l'astensionismo, un crimine non votare. Come fra un malore e l'altro, fra una caduta e un malore, Berlusconi è andato nelle Puglie per qualche ora, insomma, con la sua fidanzata Francesca Pascale. Bellina lei però. Facciamo un po' di gossip. Sì, ma il gossip lo facciamo dopo. Finiamo la rassegna stampa. Esatto. Non destabilizziamo l'ordine. Ma comunque secondo me gli ascoltatori sono anche contenti di qualcosa di diverso di domenica, e qualcuno soprattutto di diverso della monotonia dell'Andrea Ancona che spacca i marroni. Ma non è vero che spacca i marroni. Forza Italia, i tormenti di un partito, il paradosso della ricerca di un nuovo leader, con i consensi residui che dipendono dall'ex premier, la partita rischiosa delle urne e la carta Marina Berlusconi.
Bene, io direi di lasciare il Corriere e di occuparci adesso del giornale. Come sapete, alterno un giornale di regime con un giornale, diciamo, di opposizione. Ecco, noi abbiamo visto che si occupa di Mattarella in prima pagina, ma vediamo cosa ci riserva l'interno. I guai di Palazzo Chigi, il nodo previdenza. Ecco il bullismo di Stato e di Nicola Porro il servizio, tagliano le pensioni e tassano la prima casa. E da una parte tagliano le pensioni e poi in compenso per bastonare ancora di più tassano la prima casa, magari come abbiamo sempre detto a Radio Padania, la prima casa comprata sicuramente con sacrifici. Molte di queste persone sono pensionati magari con una pensione minima e continuano a tassare la prima casa, quindi tassare, diciamo, quelli che hanno meno soldi, perché la casa dove uno abita non è certamente fonte di reddito, ma è una necessità in sostanza. E poi c'è Marrazzo, abbiamo detto prima, Marrazzo, re dei consiglieri nababbi, ha preso 5 volte i contributi versati. Sura Maria, capito? 5. Lei, sì, lei la Sura Maria prende al massimo 500 euro al mese, lui prende 5 volte quello che ha versato, altra che pensione contributiva per lui. 5 volte, vuol dire che se uno ha versato 500 euro al mese ne prende 2.500, ok? Però poverino forse gna fa a campà. L'ex presidente del Lazio percepisce un assegno mensile di 3.187 euro dopo 4 anni di pagamenti. 3.187 euro. Io ero stato minimalista con 2005. Qua sì, siamo è stato basso, ti eri mantenuto. In Sardegna la Lombardo è pensionata a 41 anni, in Toscana ben 150 incassano un super vitalizio. Toscana, regione rossa, però le colpe sono degli altri, è colpa di Berlusconi. Dai. Allora, diciamo così, che in politica come nella vita normalmente si tende ad attribuire le colpe agli altri e i meriti a se stesso. Sì, ma questo, guarda, permette una digressione al tempo della Genesi, quando Dio o Yahweh disse a Adamo: ma cosa hai fatto che hai mangiato del frutto dell'albero della vita? La famosa mela. Sì, che poi non era una mela, forse era un caco, non lo so, non c'è dato da sapere non che ci credo, cioè, non lo sappiamo. È l'albero della vita. Questa rivelazione così di domenica mattina alle 8:25 a Radio Padania mi dice che la mela era un caco. Magari, che ne so, era rossa. Si squagliava bella in bocca, quindi. Esatto. Ecco, cosa succede? Che poi Adamo si giustifica e dice: no, è stata la donna che mi ha messo a fianco che me l'ha dato. Scusatemi, è vecchia. Sempre colpa delle donne. È vecchia, dà la colpa agli altri proprio dalla genesi, dalla creazione. E poi vediamo, il giornale si occupa ovviamente di Forza Italia. Fitto è ormai alla frutta, insulta Berlusconi. Il dissidente all'attacco, dice Fitto. Silvio non capisce che dovrebbe fare un passo indietro e invece preferisce autorotamarsi. Il Cavaliere replica: mai litigato con lui, è un politico regionale, nel senso di secondo piano, però era il tuo Delfino un tempo. E poi c'è Alfano alla semifinale dell'internazionale di tennis al Foro Italico, ma secondo me dovrei darsi più al tennis o all'ippica. All'ippica, ma no? Poveri cavalli. È passata l'ippica poveri cavalli, poveri cavalli sicuramente, effettivamente non sarebbero tanto felici di averlo nel loro settore. E poi Liguria, Totti trova alleati tra sinistra e Grillini, l'ex PD Pastorino attacca Renzi, il Movimento 5 Stelle è alle prese con un impresentabile in lista. Insomma, questi signori qua del 5 Stelle, i duri e puri, li abbiamo visti. I duri e puri non ho mai creduto, francamente, perché poi alla fine ci si accorge che così puri non sono e magari neanche tanto duri. E poi c'è appunto il favore al figlio di De Luca, agita il PD, nuove ombre sul candidato in campagna per 2 consulenze al parente. L'ex ministro Lupi dice: è il capo dell'impresentabile. Lupi, al cui figlio regalavano i Rolex, eccetera, dice che quell'altro
è il capo dell'impresentabile. Insomma, qui veramente c'è un marasma, insomma, facciamo sempre, a questo punto, guarda, divento più moderna, faccio una citazione invece evangelica: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Beh, così abbiamo fatto il Vecchio e il Nuovo Testamento. La citazione evangelica ci sta sempre bene, Andrea. Grazie, grazie. Guariglia rossa ai comizi di Salvini, scontri con la polizia e Sassaiola sul palco. A Massa i manifestanti di sinistra sfondano il picchetto e attaccano gli agenti. 2 contestatori feriti e arrestati. A Viareggio volano pietre. Ma ragazzi, ma perché non permettete alle persone di fare il proprio lavoro? Ma perché dovete disturbare? Perché dovete usare la violenza, che tra l'altro non porta a nulla, perché non spiega nulla, ma non è un dissenso, non fa 1.000 euro al mese, non è che questa gente qua poi poveracci sono veramente sì, ma le forze dell'ordine, cioè, lo fanno per una missione, perché veramente rischiano la vita per pochi soldi, sì. E questi vanno a rompergli i maroni. Non mi far dire parolacce domenica mattina, no. Se no devo andarmi a confessare poi. No, per carità. D'Alema Alfano. Non finirei più, grazie. Non vuoi male al prete. Grazie. Pure no, ma poi sai, io ho un concetto diverso, è la religione che abbiamo espresso qua con dei pastori della Chiesa evangelica, in realtà poi ne parleremo. Bella la foto con... sì, abbiamo messo la foto su Facebook. Abbiamo fatto un selfie anche noi, come Renzi. Ancora come Renzi, voilà. Mentre Andrea fa la rassegna stampa, io ho scattato e ho pubblicato. Solo 46 donatori per italiani europei, la fondazione dell'ex premier, si parlava appunto di D'Alema, male anche quella del ministro, quindi praticamente il flop col 5 per 1000 che volevano, come si dice, acchiappare, prendere da quella parte delle tasse dei cittadini. Poi l'odio va in piazza con i Rom, Lega e Forza Italia bastardi, sfilano per Bologna chiedendo casa e lavoro, suonano l'inno di Mameli, questi qua che i Rom, insultano i leader del centrodestra e i Sinti, ma noi non siamo come loro. Erano in 400, compresi centri sociali e parlamentari PD. Capite con chi si accompagnano questi parlamentari del PD? Con i centri sociali, e poi dicono che condanna la violenza, insomma. E poi ancora emergenza immigrazione, soldati italiani anche in Egitto e in Tunisia, previste azioni ben più aggressive di quanto dichiari la Farnesina. E poi c'è lo storico incontro in Vaticano, Papa Francesco dona ad Abu Mazen l'angelo della pace, una medaglia dell'angelo che distrugge lo spirito cattivo della guerra, con la speranza che diventi il simbolo di pace nella martoriata Terra Santa. Ecco, quindi il Papa Francesco che dona ad Abu Mazen l'angelo della pace. E poi insomma, questo Papa Francesco non stupirà mai e non finirà mai di stupire abbastanza. Sì, a me non piace, comunque andrò controcorrente, ma sei uno dei pochi che dice così, Andrea. Sì. Piace moltissimo Papa Francesco. Lo so, qualcuno a molti piace, ma poi diceva un mio amico, ma me lo diceva 30 anni fa, che i papi, la bontà o meno dei papi si scopre dopo 30 anni del loro pontificio, perché siamo troppo vicini, la storia si legge sempre un po' in prospettiva, un po' in lontananza. Certo, il problema è che a 30 anni di pontificato non ci arrivano quasi mai. No, dopo 30 anni che è finito il loro pontificato, nel senso che Paolo VI, piuttosto che altri papi, no? Lasciamo perdere Luciani che è stato papa per 33 giorni, ma comunque quei papi che anche contestati durante il loro pontificato, dopo si va a fare una rilettura, Pio XII, piuttosto che Giovanni Paolo II, eccetera, Papa Wojtyla, insomma, subito si rischia di fare qualche errore di valutazione. Certo, noi dovremmo fare altre cose in prossimità della pubblicità, ma andiamo avanti con Repubblica. Aspettiamo che il nostro regista ci dica qualcosa. Aspettiamo, sì, noi siamo agli ordini. In settimana il decreto sulle pensioni, abbiamo detto, un minuto, ecco, allora abbiamo ancora un minuto, quindi possiamo
Possiamo andare avanti ancora, un'altra notizia, 1 o 2. Repubblica, rimborsi, il governo accelera, decreto prossima settimana, oggi vertice a Palazzo Chigi, 3 miliardi da restituire. Renzi è intenzionato a non aspettare le elezioni regionali, verso il recupero pieno fino a 1.500 euro, poi gli scaglioni. E poi su Repubblica ci sono gli scaglioni, eccetera, eccetera. Quindi Renzi, prima delle regionali, prima aveva dato gli 80 euro nostri, adesso la restituzione del maltolto delle pensioni. E noi andiamo in pubblicità. Stai ascoltando Radio Padania Libera. Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire. È Arca Planet. Cibo, accessori e un cuore grandissimo. Fino al 17 maggio Arca Planet sostiene i trovatelli di EMPA. Una donazione per ogni spesa sopra i 30 euro. Arca Planet, i supermercati per animali. Dottore, permette? Veloce però, perché mi aspettano in riunione. Solo questo. Lo sa che da 20 anni Unisalute si occupa unicamente di protezione salute? Bella notizia, ci saranno specializzati. Unisalute è il numero 1 nell'assicurazione salute, è del gruppo Unipol. Visto? Adesso quando c'è Unisalute c'è tutto. Hey gringo! Vinicio ti aspetta nel saloon di Radio Padania Libera tutte le domeniche sera e in replica il mercoledì sera. Country Club con Vinicio. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? È uscito il nuovo CD di Matteo Tiraboschi. Questa Italia mi appartiene. Finalmente un'Italia che può rinascere, dove si esaltano le differenze e le responsabilità. Prodotto da Ezio Paloschi, registrato da Out Recording Studio. Scarica le nuove canzoni di Matteo Tiraboschi da tutti gli store digitali, oppure ricevi a casa tua il CD chiamando 392 7428 577. Nessun dorma. 392 7428 577. Prenota Matteo Tiraboschi anche per concerti e serate conviviali. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità, che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Liberiamo le strade delle nostre città. Abroghiamo la legge Merlin. Tassiamo e regolamentiamo la prostituzione. Firma anche tu il referendum della Lega in tutti i comuni italiani. Sabato 16 e domenica 17 cerca il gazebo della Lega in tutta Italia. Informazioni allo 02 66 234 234 oppure su www.vieniafirmare.org. Ed eccoci qui tornati in diretta, in studio Andrea Ancona, in regia Giulio Cesare Carnelli con me Terry Schiavo. Ti devo un po' cazziare, Andrea, sì, perché sulla mia pagina Facebook il mio amico Ernesto Albani ha scritto uè, come si permette di dire che non gli piace Papa Francesco? Mo cambio subito canale, frequenza. Però no, Ernesto ha espresso liberamente in maniera educata il suo pensiero, quindi non possiamo
Qui ognuno è libero di dire, se non usa ovviamente parolacce, quello che vuole. Radio Padania senza filtri né censure, e in effetti potete chiamarci intorno alle 9:15 allo 02 66 20 35 29 o mandare degli sms al 346 64 277 56 o mandare o pubblicare un vostro messaggio sulla mia pagina Facebook Terry Schiavo, e salutiamo anche Giancarlo Forcellini che ci sta ascoltando. Sì. Io stavo pensando, però vedi, anche il Papa Francesco non piace a tutti, quindi quando ci facciamo tanti problemi nella nostra vita, apro e chiudo una parentesi velocissima, prego. Per affannarci, esasperarci nella continua ricerca di conferme, di gratificazioni, nell'illusione di poter piacere a tutti, lasciate stare, nemmeno il Papa piace a tutti. Sì. Quindi voglio dire, è anche giusto che nella vita ci sia qualcuno che non ti apprezzi, perché è quello che fa la differenza. Ci sono molte che non mi apprezzano, come questa faccenda qua. Non ci credo, Andrea, ho esagerato, super corteggiato. Dai, su. Vediamo un po' a questo punto qua la protesta degli insegnanti, dei prof. Blocco scrutini, Cobas sfidano il garante, 2 giorni di sciopero a inizio giugno. Il presidente della commissione di garanzia dice il danno lo subiranno solo gli studenti. Renzi dice farò tesoro delle critiche, ma ascoltare non è assecondare. E dopo le ultime modifiche scontente anche le paritarie, le scuole paritarie, quelle che sono, diciamo così, riconosciute, fanno gli esami, danno gli esami, poi sono riconosciute, le scuole private comunque riconosciute. Vediamo cos'altro ci dice Repubblica. Toscana, Salvini contestato, scontro e feriti ai comizi. Alfano profonda malafede. Alfano parla sempre a sproposito. Il leader del Carroccio costretto a sospendere l'intervento. Renzi dice aggressioni da condannare. Le forze dell'ordine sempre esposte al rischio, indispensabile non offrire pretesti ai violenti. Ma offrire pretesti ai violenti cosa significa? Non fare più nulla? Esatto. Mi sembra veramente che stiamo rasentando il ridicolo. Sì, perché poi se qualcuno di sinistra viene aggredito, allora lì si apre il mondo, no? Esatto. Quando invece qualcuno che non la pensa come il pensiero, diciamo, un pensiero unico, noi lo chiamiamo così, e allora si va a provocare, cioè uno non può fare un comizio, esporre le proprie idee perché è un provocatore, è incredibile. Certo, perché siccome siamo in democrazia, ma sotto si sta instaurando una certa dittatura, l'impedirti di esprimere le tue idee passa in un altro modo, capito? Cioè non lo possono fare direttamente, non ti possono dire zitto, non puoi esprimere la tua idea, però pagano questi 4 scappati di casa, che continuerò a chiamarli così. Ecco, vediamo un po' invece i fenomeni a diritto di parola. L'intervista a Enrico Rossi. Vediamo un po' Enrico Rossi, chi è? Il governatore uscente della Toscana, del PD ovviamente, ricandidato alla guida della regione. A diritto di parola, dice Enrico Rossi, sbagliato cadere nelle provocazioni, però poi sembra una cosa carina, no? Però poi rimedia nella sua testolina, per modo di dire, insomma. E dice di Salvini, non sta facendo campagna elettorale, lui violenta la Toscana. È un professionista della paura, violenta la Toscana. Voilà. E poi invece c'è l'altra intervista, c'è l'intervista a Flavio Tosi che è stato espulso dalla Lega proprio da Matteo Salvini, diciamo, sotto nel periodo in cui, come adesso, Matteo Salvini è segretario federale, e dice di Tosi, no, dice di Salvini, è una ruffapopolo in cerca di visibilità, costi quel che costi. A me dispiace solo per il grande impegno di forze dell'ordine e per gli agenti feriti ogni volta. Ecco, cari, mi rivolgo ai pochi sedicenti leghisti, no?
Questo è Flavio Tosi, quello che io, no? Abbiamo appoggiato, abbiamo osannato addirittura come sindaco di Verona, è passato completamente dall'altra parte della barricata. Prima diceva un gran bene di Matteo, adesso è una ruffapopolo. All'improvviso è diventato un cattivone. Esatto, è diventato un cattivone, perché non ha ceduto al suo ricatto, suo di lui, di Flavio Tosi, di fare la sua lista. E poi c'è anche ancora la vicenda Forza Italia. Berlusconi dice apriamo un'altra pagina, Fitto verso la scissione. E poi gli impresentabili. Qua siamo andati in campagna, sapete che ci saranno le regionali fra 15 giorni, elezioni anche in campagna. Gli impresentabili che oscurano la sfida tra De Luca e Caldoro, 40 nomi imbarazzanti, ieri l'affondo della Carfagna. C'è anche chi ha pena di 4 anni per violenza su minori ed è candidato ugualmente nelle liste. Complimenti per quelli che lo hanno candidato. Possono fare nomi e cognomi? Guarda, già che ci siamo. Vediamo un po' se qua c'è qualcosa. Beh, c'è qualcosa. Allora, c'è l'ex candidato sindaco della destra a Casal di Principe, Attilio Malaforte, arrestato a Pompei. Rosalia Santoro Turco, moglie del cosentignano indagato per camorra. Rosa Criscuolo, politicamente legata ai cosentignani, poi a Scaloia, oggi radicale. Insomma, però io non voglio dare dei nomi senza aver letto, senza esserne certo. No, perché sai, poi bisogna vedere l'articolo se questi hanno commesso dei reati, non soltanto sono legati a chissà quale cosa. Sai, la calunnia un venticello, diceva qualcuno, e tante volte non va bene, insomma. E poi è stato condannato a morte l'ex presidente della Morsi, sentenza politica, dice ovviamente. Organizzò l'evasione dei fratelli musulmani nel 2011, attentato nel Sinai, dopo il verdetto, uccisi 3 magistrati, e anche lì siamo messi maluccio, Andrea. Assolutamente sì, altro che primavera qua. E c'è l'inverno totale, sì. È l'inferno. Sì, però il Papa abbraccia Abu Mazen, lei è un angelo di pace, dice il Papa ad Abu Mazen, gli regala l'angelo della pace. Il Vaticano auspica la soluzione dei 2 stati. Il leader dell'ANP, che è l'Associazione Nazionale Palestinese, non usi forum internazionali per attaccarci. E va bene, lasciamo Repubblica al suo destino. Mentre cambi il giornale, io saluto un altro amico che ci scrive su Facebook, questa volta mi ha scritto in privato, Ernesto Pisoni. Posso dirlo, Ernesto, tanto non penso tu abbia problemi, che si definisce estremista, che è d'accordo con te, e neanche a lui piace tantissimo questo Papa. Vedi. Io aggiungo solo una cosa: l'estremismo credo che sinceramente non porti da nessuna parte, ci vuole sempre una sorta di equilibrio nella vita, perché è quello che ti fa rimanere in piedi. Sì, ma sai, l'estremismo poi è figlio anche di tante cose, purtroppo. L'estremismo di sinistra. Apriremo una discussione. Ad esempio, Lenin addirittura diceva che l'estremismo era una malattia infantile del comunismo. Fra le altre poi c'è l'estremismo di destra, di sinistra. Apriremo veramente una pagina molto infinita, molto complessa. Sì. Non basterebbe una puntata per discuterne. Assolutamente no. E vediamo un po' Bassolino, Iervolino, eppure Mortadella. Mortadella è il soprannome che hanno affibbiato a Prodi. Ecco altri 20 papponi. Prodi ha già incassato 240.000 euro di pensione, il doppio di quanto versato. L'ex governatore Campano ha preso 616.000 euro, 5 volte i contributi, e Rosa Russo Iervolino 3 volte tanto. E questi sono i fenomeni. Vediamo un po' i parlamentari. Pietro Longo del PSD, assegno mensile 4.000 euro, soldi ricevuti 1.236.000 euro. Antonio Rastrelli, Alleanza Nazionale, assegno mensile 5.500 euro. Piero Bassetti, Democrazia Cristiana, 2.702 euro.
e così via. Fabrizio Del Noce, direttore del telegiornale, 1991 euro, il più povero. E vediamo un po' cosa c'è. Luigi Baruffi, DC, 2881 euro. E vabbè, insomma, Claudio Martelli, 4.684 Perché ci dobbiamo fare del male così, con tutte queste cifre? Ma in effetti io queste cose qua normalmente, anche su Facebook, evito di guardare, di leggere. Perché, guarda, che ti fanno arrabbiare, veramente. E nel frattempo sono arrivati 2 sms. No, ma vediamo dopo gli sms. Okay, perché ci sono... Allora, abbiamo deciso, perché me l'hanno chiesto gli ascoltatori, di tralasciare gli sms di insulti e di negativi. Ma lì non erano... No, negativi perché quei signori che approfittano della radio... poi... la mia pagina Facebook, lasciala aperta però. Aspetta che... vediamo, aspetta, qua devo vedere, poi è qua, è iconizzata, poi leggeremo anche la pagina Facebook, le migliaia di... Mi è chiuso tutto. No, è iconizzata, Dai, va bene. Allora, vediamo un po', aboliremo i vitalizi, speriamo che Renzi, puntini. Il deputato PD Richetti dice è una disparità scandalosa tra cittadini e politici che va sanata subito, e anche a sinistra quanti fanno i moralisti solo con i privilegi altrui. E questa questione sui vitalizi, che ha portato avanti soprattutto la Lega Nord in Parlamento, fra gli insulti di tanti, di quasi tutti, da destra a sinistra, sta portando i suoi frutti, perché si parla sempre più di vitalizi, si parla sempre più di abolirli. E c'è un campione della sinistra, l'ex leader di Democrazia Proletaria, Mario Capanna, che è stato deputato dall'83 al 92. Ecco, l'ex leader Capanna rivendica il diritto al vitalizio e si rifiuta di rispondere. Prima dovete ridarmi la rubrica che tenevo sul vostro giornale, perché teneva una rubrica sul giornale, su Libero probabilmente. Poi si augura il fallimento della nostra inchiesta. Spero che il vostro lavoro riesca male. Io penso che questo signore qua, che chiamarlo signore ci vuole un bel coraggio, si è detto veramente queste cose qua, queste parole qua, e insomma deve farsi un esamino di coscienza. Tutta invidia, da parte di questo signore. Ma dal 68 in avanti ha vissuto veramente bene sulle spalle di altri, insomma, e anche di dati compagni della sua parte politica che sono andati in galera, aizzati un po' anche dalle sue parole e dai suoi comizi. Vabbè, questo è un altro capitolo veramente. Quanto male hanno fatto certi cattivi maestri, sia a destra sia a sinistra, ma soprattutto a sinistra, perché a sinistra sono saliti in cattedra come maestri. E poi la difesa dell'ex capogruppo azzurro Carlo Taormina, un indennizzo, questo vitalizio, ma questi veramente hanno la faccia, veramente non so che cosa, un indennizzo per i guadagni persi da deputato, no? Carlo Taormina è stato deputato di Forza Italia per una legislatura dal 2001 al 2006, e visto che ha perso dei guadagni da deputato, allora ha diritto al vitalizio, all'indennizzo, insomma. Oltretutto è un avvocato famoso, ricco. Infatti non credo gli manchino i soldi per un piatto di pasta, anzi al contrario. Esatto, non capisco proprio. Poi ha difeso anche quelli del delitto di Erba, mi pare, no? Sì. Oltretutto è che piove sempre sul bagnato, i soldi vanno sempre dove ci sono i soldi e i poveracci rimangono sempre con le tasche vuote. E anche su questo sarebbe una riflessione da fare, perché insomma essere poveri non è un segno di merito. Qualcuno dice no, ma perché insomma la sobrietà è merito, sicuramente, non essere poveri. Esatto. Non c'è nessun merito a non arrivare a fine mese. Qualcuno forse confonde un po' le cose. PD, giornaloni, lasciati i pensionati. Su Repubblica parte la fanfara in favore della proposta di Renzi di rimborsare poco e tardi chi ha diritto all'indennizzo previdenziale dopo la sentenza della consulta. E il Sole dice basta ai diritti acquisiti,
intanto tirare di sanatoria sulle cartelle fiscali illegittime, cioè ci sono delle cartelle fiscali illegittime, sembra tantissime, firmati da gente che non aveva i titoli per firmarle, e ci sarà una sanatoria. Bisogna vedere che tipo di sanatoria, se è totale o se dice abbiamo sbagliato, è tutto sbagliato, però pagateci un po'. Sono arrivate ad esempio da parte di Equitalia delle lettere neanche raccomandate, fra le altre cose normali, in cui si dice: se tu mi paghi un 10% di quel che devi come multe, noi ti condoniamo tutto, ma sembra sia una bufala, perché intanto non sono lettere raccomandate, per cui bisogna stare molto attenti e non pagare senza verificare, perché comunque ci sono anche magari ti fanno pagare truffe, quello e quell'altro, esatto. Non è che, voglio dire, tutte cose corrette, verificate al 100%, quindi prima di tirare fuori il grano, che insomma sappiamo che non basta mai, e verifichiamo cosa andiamo a pagare. Ecco, poi c'è il bestiario di Giampaolo Pansa: elezioni no, inutile delirio, io a votare non ci vado più. Una volta servivano a cambiare il paese, adesso sono sfilate di candidati circondati dai presentabili scandali a ripetizione, preferisco farne a meno. E questo è il bestiario di Giampaolo Pansa. Io non sono d'accordo. No, anch'io non sono d'accordo su andare a votare, uno deve esprimere il proprio sicuramente opinione. C'è sfiducia, siamo demoralizzati, non sappiamo chi votare. Il problema è che tanto qualcuno ci governerà comunque, quindi forse è meglio che ci mettiamo in testa che siamo responsabili di chi ci governa, anche se non andiamo a votare. Sì, assolutamente sì. Per cui bisogna andare. Assolutamente sì. Ecco, allora, visto che c'è molta carne al fuoco, cara Terry, io adesso leggerei un attimino questi SMS. Vai. Allora, vediamo un po', vediamo quelli che sono da leggere oppure no. C'è qualcuno. Questo qua non lo leggiamo. Cos'è? Quale? No. Fammelo solo vedere. Questo qua che insulta, non mi va assolutamente. Allora, riesci, ci vedi fin qua, vai. Andrea, io che ho 41 anni e non ho ancora finito di versare i contributi a questo stato infame, secondo la logica Marrazzo, quanto dovrei prendere? Lorenzo. 19,9. Poi ancora, vai. Grande Tosi, finalmente ti sei mostrato per quello che eri, da Ornella. Benissimo, e in effetti è vero questo. Vai. Ancora. Voglio vedere se simili contestazioni erano ad un comizio del Partito Democratico invece che a quello di Salvini. Che ondata di sdegno ci sarebbe stata? Claudio da Trieste, effettivamente quello che ci siamo chiesti anche noi prima. Ecco, vediamo ancora. Ma Salvini, a proposito di tesoretto, non ha detto che non lo darà agli esodati? Andremo a prendere Renzi a calci negli stinchi? Claudia. Sì, in effetti qua non si capisce di questo tesoretto, è un po' strano, no? Si allunga, si allarga, no? Renzi lo vuole dare prima per gli esodati, dice di volerlo poi adesso per questo rimborso pensionistico. Insomma, questo tesoretto è tesoretto, quindi piccolo, non è un tesorone, e pertanto non sono miliardi come abbiamo visto. Per cui da qualche parte li darà, speriamo non per finanziare gli sbarchi o qualcosa di diverso, insomma, ma che lo restituisca soprattutto ai cittadini che ne hanno bisogno. Esatto. Ecco, vediamo il giorno, infine. Il giorno si occupa di immigrati. Parigi frena la quota che dovrebbe prendere, l'ha fatto prima la Gran Bretagna, adesso lo fa anche la Francia. La Francia riapre gli occhi, no alle quote del piano europeo. Il ministro Valls alla frontiera con l'Italia, ora basta clandestini, cioè quelli che dicono sono soltanto di transito, ma voi della Lega dite bugie, questi non rimangono perché vogliono andare in Germania, in Belgio, in Olanda, nel nord Europa, a parte che senza documenti non vanno da nessuna, entrano solo in Italia senza documenti. Esatto. Questo precisiamolo e sottolineiamolo. Esatto. E la Francia, in effetti, prima cosa, l'Austria ce l'aveva già rimandata indietro, la Svizzera non ne parliamo.
Adesso anche la Francia dice no alle quote del piano europeo. Il patto vacilla, allarme a Roma, Alfano smorza, Parigi seguirà l'Unione Europea, cioè Alfano, il nulla, dice che Parigi, perché lui può contrastare Parigi, seguirà il piano dell'Unione Europea. Lo dice Alfano, siamo sicuri. E allora siamo tranquilli. Esatto, che sarà il contrario. Certo. Chiarimenti telefonici tra i governi dopo l'improvviso dietrofront di Parigi, ovviamente. Vabbè, insomma, Roma dovrebbe prenderne l'11,84%, Parigi il 14,7%, Berlino il 18,42%, Campacavallo che Berlino se li prende. Insomma. La Merkel è più furba, non dice niente, però non li prende ugualmente, mentre Parigi si è già... La Merkel non si espone. Esatto, è molto più furba, anche perché ha qualche problemino dall'altra parte con la Grecia, fra l'altro la Bundesbank ha qualche problemino con la Grecia, per cui è tutta tesa a fare altre cose. Poi c'è la scuola, il giorno si occupa anche della scuola, i COBA sfidano governo e garante, ora basta, blocco degli scrutini, 2 giorni di stop, le altre sigle aspettano la chiamata del ministro. Sindacati in trincea per i privilegi, la preside ultra della riforma, insomma anche qua c'è qualche preside che difende invece la riforma della scuola e dice che i sindacati sono in trincea per i privilegi. Insomma, io non so quanti siano i privilegi e quanti siano invece i diritti legittimi degli insegnanti. Esatto. E poi la candidata furiosa, traditori nel PD, boicottano il riformismo di Renzi. E chi è questa candidata furiosa? È Raffaella Paita o Paita immagino, accusa i civattiani e CGIL, la sinistra siamo noi. Vabbè. E questo non ha niente di meglio per convincere i cittadini di votare di dire queste scempiaggini qui. E invece il comizio di Salvini, alta tensione, c'è la foto di un momento degli scontri a massa tra polizia e manifestanti di sinistra che contestano Matteo Salvini. Botte e ferite al comizio di Salvini, Lega contro Alfano, scontro infinito. Da Feruli in Toscana il ministro dice sicurezza sempre garantita. Sì, ma a che prezzo? Invece di autorizzare queste persone a manifestare in modo violento, vanno fermate alla fonte. C'è poco da fare, non li fai arrivare fino al luogo del comizio, perché sono ben individuati. Certo, sai benissimo chi sono e quando arrivano e come arrivano. Quindi se li vuoi fermare, li fermi. Se si vogliono fermare, si fermano. Evidentemente non si vuole fermare. No, e poi ricordiamolo che le forze dell'ordine hanno le mani legate. Sì, perché se per caso... di tanto non possono fare. Esatto. Quindi devono solo stare a guardare e controllare che la situazione non degeneri. Sì, che poi le prendono pure, oltretutto. Esatto. Perché sì, a me dispiace molto perché per 1.000 euro al mese uno rischia anche tanto. Poi è una mission, come abbiamo detto prima. Sì, è chiaro. Quelli sono i veri supereroi oggi. Sì. Poi c'è il Giro d'Italia, però a me interessa, piace, però questo non lo commentiamo, e poi c'è la Juve che ha battuto l'Inter ieri. Ma ecco, questo non lo commentiamo perché potrei dire cose inutili questo momento e quindi potrei dar ragione a Dario, quindi evitiamo di commentare da buona interista. Dario, il nostro amico che ha scritto prima. Da buona interista che la Juve abbia battuto l'Inter si sa, ho visto 100.000 commenti su Facebook, non lo commentiamo, come il Giro d'Italia, non lo commentiamo. Comunque ti saluta Gabriella Goffi che ha scritto sulla mia pagina di Facebook, sotto la nostra foto, e ha detto che io sono troppo bella per te. Ecco, grazie Gabriella, hai guadagnato, ma hai detto una cosa ovvia. Però ho detto che siamo belli e bravi entrambi. Belli e bravi, sì. Va bene. Ma Gabriella dici giustamente, ma è vero quel che dici evidentemente, ma non è per me. Terry Schiavo. Sono qua perché oggi abbiamo deciso di fare una rassegna stampa un po' diversa dal solito, di svegliarvi con come si può dire?
dillo con parole tue. È un friccichio. Ecco, ma è appunto, ma diciamo un po', no? Ma in politica c'è amore secondo te? Eccola, è qua che ti volevo. Fondamentalmente, normalmente nella vita in generale ci dovrebbe essere amore. Dovrebbe, infatti, uso il condizionale. Ma io dico amore con la maiuscola. L'amore con la maiuscola di cui parli tu ne sappiamo molto poco, perché quello è l'amore incondizionato. Normalmente nella vita, in tutto quello che fai o che ti appresti a fare, ci dovrebbe essere amore, perché comunque fa parte della tua vita, non c'è vita senza amore e non ci dovrebbe essere lavoro senza amore. A maggior ragione, siccome la politica chi la fa dovrebbe farla per il prossimo, dovrebbe farla per gli altri. Sì, scrivono Taormina ha difeso la Franzoni, il delitto di Cogni e non di Erba. Grazie per la precisazione, per il nostro piccolo. Vado avanti. Ecco, in politica sì, ci dovrebbe essere amore, perché chi fa politica, e questa è una mission come la mission delle forze dell'ordine, chi fa politica dovrebbe farlo per passione, dovrebbe farlo per amore del popolo, per amore dei suoi elettori. Purtroppo non è così, ahimè, ti sto dicendo una cosa banale, però non è mai stato così e noi veramente siamo abbastanza stanchi. Se non ci metti amore in quello che fai, e oggi abbiamo proprio deciso di vedere tutto in una chiave più romantica, di vedere tutto dal punto di vista dell'amore, ci sono pochi politici che fanno il loro lavoro con passione e con amore. Ecco, tanti per soldi lo fanno, diciamoci la verità. Sicuramente sì, e ne parleremo più ampiamente dopo la pubblicità. Liberiamo le strade delle nostre città. Abroghiamo la legge Merlin, tassiamo e regolamentiamo la prostituzione. Firma anche tu il referendum della Lega in tutti i comuni italiani. Sabato 16 e domenica 17 cerca il gazebo della Lega in tutta Italia. Informazioni allo 02 66 234 234 oppure su www.vieniafirmare.org. Solo da Lidl, convenienza in formato XXL. Da domani 4 pizze margherita da 300 grammi l'una a soli €2,99 e birra Pils, 8 bottiglie da mezzo litro a €3,69. Lidl, anch'io. Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire. È Arca Planet. Cibo, accessori e un cuore grandissimo. Fino al 17 maggio Arca Planet sostiene i trovatelli di EMPA. Una donazione per ogni spesa sopra i €30. Arca Planet, i supermercati per animali. Leggi qui, Golf con Tech & Sound Pack da €16.900. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa €16.900. E se vuoi anche il Bluetooth €16.900. I sensori di parcheggio €16.900. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Pack da €16.900 e solo a maggio il navigatore touch in omaggio. Info su Volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ed eccoci tornati in diretta, Radio Padania Libera, al microfono Andrea Ancona, nostra graditissima ospite Terry Schiavo, e aspetta che anche il nostro regista va nominato, perché ci guida ogni domenica, mi guida, lui e gli altri colleghi mi guidano attraverso in questa navigazione. Bello e bravo, diciamocelo. Vabbè, insomma, adesso io divento geloso, bravo, vabbè, dai. Bello, insomma, vabbè, va. Diciamolo vabbè. Per chi ci ascolta. Vabbè, per chi ci ascolta, ma sì, è bello, dai, tanto è gratis. Potete chiamarci fra una decina di minuti allo 02 66 20 35 29 e continuare a mandare gli SMS al 346 64 277 56. Qualcuno, qualche SMS di insulto come al solito che non leggiamo. Ma non è tanto insulto, sì, dai. Ma qualcuno che si diverte così non lo leggiamo, così si stuferà di scrivere. Ecco, c'è una cosa importante da dire. Come sapete hanno rubato i Notav, i non qualcosa, hanno rubato il ripetitore di Brescia. Ecco, allora purtroppo Radio Padania è costretta a
chiedere un contributo volontario per raccogliere i soldi e rimpiazzare questo ripetitore. Quindi potete, chi vuole insomma, può fare un versamento con la causale contributo volontario al conto corrente 37671294, ripeto, conto corrente 37671294, intestato a Radio Padania, piccola società cooperativa. Ok, Radio Padania, basta anche Radio Padania. Comunque io vi darò anche degli estremi, perché ho degli estremi anche del Liban, però il Liban è troppo lungo per dirlo al telefono, per cui non c'è. Se qualcuno comunque vuol contribuire, e invitiamo caldamente tutti, soprattutto quelli che vogliono anche insultare, così almeno danno il contributo alla radio, qualcosa di buono fanno nella loro vita. Chi vuole fare un bonifico bancario come l'ho fatto io, si faccia dal Liban, può telefonare e la regia darà Liban e la banca di appoggio dove mandare il bonifico per fare il vostro contributo volontario, ripeto, straordinario, perché hanno rubato qualche notaf, qualche delinquente, qualche estremista ha rubato, un gruppo hanno rubato il ripetitore della nostra radio a Brescia. Ecco, allora, no, si diceva, Terry, sì, che ci sono ancora dei messaggi. Sì, allora Lorenzo 19.9 ha fatto una precisazione dicendo che lui è 40 anni che versa i contributi, ha già versato 41 anni di contributi, non ha ancora finito. Sì. Mi sembrava che fosse quello che abbiamo detto prima, però comunque lo ribadiamo e lo sottolineiamo. E poi ancora? Vai Alberto. Questo immenso importo ai poveri o ai profughi? Ecco. Domanda corretta. Purtroppo secondo me ai clandestini. Qualcuno dice bravi, ma va bene. Poi ancora, ecco qua. Alfano e Schettino, Parison, firmato Luigi. Poi vediamo un po'. Questo non so cosa vuol dire. Cosa significa questa parola? Qualcuno lo sa? È una parolaccia. Garrulla. Garrula, cosa vuol dire? È un insulto? No, può essere anche un insulto. Però vanno bene anche quelli. Poi questo qua è interessante, vai. Questo sì, ci piace. Anna dice: sentono Radio Padania e arrivano ancora insulti. Come vogliamo cambiare l'Italia con questi elementi? Non riescono a capire che sono invasi di odio. Purtroppo no, Anna, era quello che dicevamo prima, questi elementi fanno del male più che altro a se stessi, perché la rabbia che provano nei confronti di un mondo che non riescono a cambiare la sfogano in questo modo, che è totalmente inutile, perché gli insulti rimbalzano e tornano indietro. Ma senti, allora, si stava dicendo prima, quindi la politica dovrebbe essere amore, dovrebbe essere altruismo. Don Milani diceva che chi fa politica, la politica è altruismo e il resto è egoismo, no? Se uno non si interessa del prossimo e di se stesso, innanzitutto di se stesso, anche del prossimo comunque. Ecco, invece si dice che in politica poco amore ma molto interesse. Come lo hai riscontrato nella tua vita personale? Insomma, lasciamo perdere quello che tutti quanti sappiamo, ma tu come hai toccato con mano questa cosa qui? Sei toccato con mano? Ma, poco amore e molto interesse, ti dirò, in tanti ambienti, non solo in quello politico. In quello politico è più evidente, perché forse è una cosa che riguarda tutti. Comunque la politica riguarda tutti noi, non possiamo rimanerne indifferenti, anche se cerchiamo di infilare la testa sotto la sabbia, a volte dicendo non voto più, politici fanno schifo e quant'altro. Però ci tocca, perché comunque noi siamo governati da queste persone che vediamo ogni giorno prendersi delle libertà, chiamiamole così, che noi comuni mortali non possiamo prenderci. Allora, quello che ho riscontrato in alcuni casi è che prima di essere eletti sono tutti bravissimi, ti promettono veramente
Mari e Monti, ti promettono di cambiare. Monti ce l'ha fatto arrivare però. Monti ce l'ha fatto arrivare, che non è stato Aspettiamo neanche eletto da noi, esatto, ci manca solo Mari, e ti fanno promesse che in realtà poi dovrebbero mantenere. La realtà però si rivela completamente diversa, perché una volta che sono al potere, il potere se lo gestiscono per cose proprie, non per mantenere e realizzare. Ma a te personalmente qualche promessa dei politici mantenuta, a te personalmente nella tua sfera io ti dirò, Andrea, nella vita di promesse non mantenute me ne hanno fatte tante. Sì, mi è capitato tanti anni fa, io faccio televisione, sono giornalista, faccio televisione da... Ecco, descriviti un po' che non abbiamo trascurato. Io sono bionda con gli occhi azzurri e No, ma professionalmente parlando. Va bene, non voglio adesso mancare... Cosa fai nella mancanza vita? di umiltà. Io sono giornalista dal 2010, ho iniziato nel 1991 facendo televisione, ho condotto diverse trasmissioni. Se qualcuno fosse interessato a saperne un po' di più sui miei trascorsi può andare su www.terrischiavo.it. Ho iniziato a lavorare in televisione giovanissima, avevo 21 anni, perché questa era la mia passione, il mio scopo nella vita, cioè non tanto lavorare in televisione per essere gratificata, per essere riconosciuta, poi per carità quando incontri la gente per strada ti fa piacere, ma quanto per regalare un sorriso. Ecco, hai iniziato con che cosa? Con Piacere Rai 1 nel 1991 con Toto Cutugno e Gigi Sabani. Avevo i capelli totalmente neri, quindi il contrario di oggi, ed ero chiamata la figlia di Liz Taylor. Era una trasmissione itinerante, seguitissima da mamme e bambini. Eravamo le icone, gli idoli di mamme e bambini, anche perché ci piaceva incontrarli in ogni città. E poi sono andata avanti fino a praticamente oggi, collaboro con Tele Lombardia. Ho scritto per 4 anni per diversi settimanali per riuscire a prendere il tesserino da giornalista, perché avevo voglia di imparare a scrivere, avevo voglia di prendere anche un tesserino che mi dava quel non so che in più. Mi sentivo realizzata, cercavo comunque di costruire una professione che a 20 anni è un gioco. Quando arrivi a 40 anni ti rendi conto che avere a che fare con le persone non è mai un gioco, è sempre una grande responsabilità. Infatti chi va in televisione, chi parla alla radio, chi fa teatro, chi canta, chi fa i comizi, soprattutto i politici, chi parla alla gente ha una grande responsabilità. Ecco, autrice di 2 libri. Love Factor, ma davvero gli italiani lo fanno meglio, ti chiedi, e poi Volevo ballare il bunga bunga anch'io, considerazione semiserie di una showgirl. Allora, Volevo ballare il bunga bunga anch'io, è uscito 2 anni fa. Il titolo è volutamente provocatorio, e sottolineo volutamente provocatorio, perché volevo un titolo che attirasse l'attenzione. Il libro è per metà autobiografico, per metà racconta i trascorsi nel mondo televisivo, il dietro le quinte del mondo dello spettacolo, le promesse mai mantenute, i compromessi ai quali si scende per lavorare nel mondo dello spettacolo come in qualsiasi altro ambiente. Non demonizziamo il mondo dello spettacolo. Ma anche in politica, secondo te? Guarda, io credo che anche al supermercato può capitare che il direttore ci provi e ti dica: se vieni a letto con me ti faccio fare carriera o ti do un aumento di stipendio. È chiaro che più c'è potere in un ambiente e più ci sono compromessi e più ci sono proposte indecenti, ma questo è normale, da che mondo è mondo non ce lo nascondiamo, sì, anche in politica. Perché in politica c'è ancora più potere, figurati, la politica gestisce il mondo, ormai tutto, sì. Gestisce gli esseri umani. Ha umani. invaso tutti i settori della società, insomma, e invece questo... Love Factor, che è il tuo ultimo libro. E la mia ultima fatica è uscita a marzo dell'anno scorso, sta andando molto bene e ne sono felice perché Love Factor parla d'amore. La copertina, a me piace un pochino provocare, la copertina come vedi è provocante. Sì. Sono io in una foto sexy, e non si vede assolutamente nulla, è un vedo non vedo, ma che significa che non no, cosa si vede, Andrea? Andrea non è d'accordo sul vedo non vedo. In realtà lo faccio vedere a chi ci segue. So già, Andrea, che lo terrai sempre sul tuo comodino. No, lo leggerò, ma
Io tengo la Bibbia sul comodino, abbi capisci pazienza. che non si può. Sacro e profano. Esatto. Ordine Comunque no, ma caos. poi voglio dire, quando non si superano certi limiti è anche piacevole. Sì, termino. Love Factor parla d'amore attraverso 11 storie reali, e è un libro che fa sorridere ma che fa anche tanto riflettere sui rapporti uomo-donna e sul come ci relazioniamo e sul come tendiamo ad esternare le nostre emozioni. Ok, grazie Tera. Adesso apriamo le linee, sentiamo un po'. Pronto? Vai. Pronto? Buongiorno. Pronto, mi sentite? Sì, assolutamente sì. Sono Pierantonio da Bologna. Buongiorno Pierantonio. Viva la Lega Nord, viva Matteo Salvini. Prego, se abbassi la radio ti viene meglio però. In cucina io sono lontano almeno 10 metri, la vado a abbassare un attimo. No, va bene così, dai. Che perché abbiamo altri ascoltatori in linea. Sì, ma io metto subito sulla frequenza di Radio Padania dalla mattina a Pierluigi Pellegrin, quindi... Ti ringraziamo molto, ricorda che se lo puoi... Allora, sì, prego. Essendo di Bologna, anticomunista da sempre, come tutta la mia famiglia, che sono tutti in Certosa, io ci sto per andare per ultimo. Allora, diciamo che a Bologna, se non sei comunista ti fa morire. Lo so. Lo sai? Sì. Merola, sindaco di Bologna, comunista di merda. No, beh, però non si dicono le parolacce. Evitiamo per non beccare denunce. Pronto? Scusami, ma purtroppo è così. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno signora Ancona. Buongiorno signora. Io sono della Lega, però volevo intervenire a sfavore di quella presenza che ha al suo fianco stamattina. A sfavore? Una petulante voce, sgradevole peraltro, una brutta voce, e che si autodefinisce giornalista e dice la parola garrula, non sa neanche come si pronuncia l'italiano. Sono contenta di aver detto ad alta voce tutta la mia riprovazione su questa presenza assolutamente inadeguata vicino a lei. Buongiorno. Buongiorno, io non mi autodefinisco, io sono giornalista comunque, sottolineo, dal 2010, quindi comunque, attenzione a quello che diciamo, grazie. Comunque si diceva prima, Terry, non possiamo piacere a tutti, io piaccio a pochi, tu piaci a pochi molti ma buoni, più. va bene. Più. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Chiara di Torino. Buongiorno. Senta, Chiara. allora, io le dico questo. Io sono indignata delle dichiarazioni del Premier sul rimborso ai pensionati, perché ritengo che sia un atto ancora una volta di servilismo ai diktat dell'Europa, cioè lo Stato deve pareggiare i conti, quindi il nostro rimborso sarà assolutamente parziale, quando lo Stato dovrebbe far prevalere i diritti dei cittadini prima di tutto, perché se una persona ha lavorato, che abbia un reddito basso o medio, non vedo perché non deve avere diritto al rimborso della sua pensione. Poi dico un'altra cosa, la scuola, questo potere ai presidi, a me fa molta paura perché secondo me rischia di compromettere ancora di più il pluralismo nelle scuole, perché si rischia che poi a chiamata nominale i presidi chiamino e premino gli insegnanti e nominino gli insegnanti che rispondono di più alle loro ideologie. Certo. Non è sempre detto che si vada per competenze, eccetera. E l'ultima cosa, e poi non parliamo del clientelismo e del nepotismo, che non è escluso che in Italia non ci sia, quindi bisogna vedere se un preside veramente seleziona per merito. E un'ultima cosa volevo dire, dunque, non tutti possono sapere, io sono piemontese, quindi so che garula vuole dire scemotto, stupidotto, è delle nostre parti questa parola peraltro. Che non è italiano, giusto? Non tutti possono saperla, quindi non è il caso di insultare una persona perché non la sa dire. Se uno viene da un'altra parte d'Italia, grazie. Buongiorno, salve, buongiorno. Grazie a te, grazie. Ma la signora aveva scritto effettivamente, mi aveva dato della che può voler dire festosa, gioiosa, ma anche voce stridula di comari che puoi incontrare dal parrucchiere, giusto? Pronto? Pronto, buongiorno ai presenti, chi ci ascolta.
Questo è Luigi da Vimercate, provocatore di sinistra, ma simpatico. Un amorevole saluto e gentilissime padane. Per la cara Terry, beati gli occhi che ti vedono. Ma grazie. E le mani che ti accarezzano, peccati che non sono le mie, però tu... Vabbè, evita, grazie. Guarda che la signora poi si ingelosisce e mi richiama per insultarmi, attenzione. Niente, da femmina dirà un tuo parere sul comportamento di Mohamed Ali Salvini, che ha ingravidato 2 signore, adesso che aveva preso con la testa. Va bene, grazie, però a me queste cose qua, scusami, io non taglio, ma questo qua di gossip di bassa lega, è proprio il caso di dirlo, bassa lega, io lo evito, cioè ognuno pensa alla propria famiglia, ai propri fatti personali. Io non vado, essendo amico di Matteo, non vado neanche a chiedere, a sapere, indagare se queste cose, certe cose sono vere, non sono vere. Non è il mio problema. Salvini è il mio leader, oltre che mio amico, per cui, e con questo ho detto tutto. Ma posso dire una cosa? Tra l'altro era stato scritto anche male, con 2 R era stato scritto, Sì. Per farmelo pronunciare male, attenzione. È un attentato. C'era anche l'intenzionalità. Cattiveria. C'è un messaggio molto carino da Fabrizio da Brescia. Vediamo un po', prova a leggere. Ci sono telefonate? 2 telefonate, prendiamo le telefonate prima, perché sennò, poveracci. Pronto? Ciao, buona Padania a tutti, mi chiamo Pagani. Ciò Pagani, iperleghista. Io chissà perché capito sempre dopo di quel povero uomo, che io vorrei sapere se è nato così o ha avuto la meningite da bambino. Comunque, lasciamo perdere, io non ho telefonato per questo. Vai, Pagani. Io volevo parlare invece delle pensioni, delle promesse, anzi non delle promesse, dell'ordine che ha dato la Consulta di reintegrare tutti i furti che ha fatto il PD con i vari Monti, Monti, come cavolo si chiama questo video adesso, Renzi, eccetera, sulle nostre pensioni, e che loro in questo momento traccheggiano, perché aspettano il 31 di maggio. Fino al 31 di maggio loro non si esprimono. Quando poi i gonzi andranno a votare per loro, per il signor Renzi, il 1 di giugno diranno: signori, sapete cosa c'è? Vi do 2 dita negli occhi. Poi invece, per andare al discorso delle ripartizioni dei clandestini, quelli che i trinaricciuti chiamano profughi, allora il discorso è questo, per far capire ancora alla gente che eventualmente non avesse capito. L'anno scorso di questi parassiti invasori ne sono arrivati 180.000, anzi non sono arrivati, li sono andati a prendere, ok? Di questi 35.000 hanno fatto la domanda di rifugiato politico. Di queste 35.000 domande, 3.500 hanno trovato riscontro, cioè sono stati accettati. Un 10%. Bene, l'Europa si prende il 13%, il 14% di questi. Tutto il resto della feccia dove finisce? Nella pattumiera Italia, ok? Questo è il discorso, gente, per cui se andate a votare, votate per chi volete, ma votate Lega e non certo Renzi e la sua banda di grassatori. Ma mi piace, cioè praticamente hai 2 risposte, vai, o Lega o gli altri, però la risposta giusta è Lega. Bravo Pagani. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io avevo una cosa da dire principalmente, dobbiamo essere tutti solidali con Salvini per quello che gli hanno fatto quei delinquenti. E l'altra cosa volevo dire, la signora, io do ragione alla signora che ha telefonato prima, questa persona è troppo superba, piena di sé, va bene, e quindi ci vorrebbe un pochino più di umiltà. E basta, questo me lo sento di dire con il cuore, veramente. Grazie. Grazie. Beh, però per frequentare me bisogna avere tanta umiltà, però dico la verità. Per cui va bene, le critiche vanno bene. Non inganna l'apparenza, ma ci sta no, tutto. Anch'io va benissimo, non mi piaceva all'inizio Terry, gli ho fatto anche sapere. Me l'ha detto proprio schiettamente, ma non preoccupatevi perché tanto io non sono fissa nella rassegna stampa di Andrea Ancona, sono solo ospite oggi perché volevamo parlare di spettacolo, di amore e dei miei 2 libri. Superbi a parte, io non mi permetto di giudicare chi non conosco. Pronto? Buongiorno. Sono Socrate da Torino. Dunque, io ho un dilemma che vorrei che mi risolveste. Quando si tratta di dare dei soldi agli esodati o ai pensionati, incominciano a strapparsi le vesti a partire da Obama al Fondo Monetario Internazionale.
dalla Banca Centrale Europea alla Commissione Europea, dal governo italiano alla Marina, all'aviazione e all'esercito, tutti a strapparsi le vesti. Se invece si tratta di trovare dei soldi in pronta cassa per i negri, i clandestini e gli zingari, come mai li troviamo subito e a iosa? Ah sì, assolutamente sì. Perché questo è l'indirizzo del governo, cioè i soldi ci sono. Me lo diceva un tempo l'onorevole Grugnetti, che ha fatto un paio di mandati, quando io l'ho conosciuto e sono entrato in Lega. Mi disse la prima volta che parlammo, ma i soldi ci sono, il problema è a chi sono destinati da sempre, per cui quando c'è qualche calamità subito i soldi si trovano, fortunatamente, e per questi cosiddetti rifugiati, che niente sono altro che clandestini, i soldi ci sono. Pronto? Buongiorno. 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 Allora, io volevo tornare sul discorso della prostituzione in questo momento, fate queste firme. Brava. Allora, 50 anni fa, io non so se ci sono tante persone che hanno 70 anni come me. Ce ne sono tante. Allora, tutte le sere le prostitute venivano caricate su delle camionette, che erano delle retate, e portate in questura e passavano la nottata. Se non erano di Torino o del dove si prostituivano, veniva dato a loro il foglio di via per tornare al loro paese. Tutte le sere ste signorine lì avevano il terrore di passare la nottata in questura, e ce n'erano poche. In più la polizia fermava queste ed erano denunciate, se erano vestite poco, per oltraggio al pudore, o se no per dubbia attività, perché come ti mantieni, cosa fai sulla strada e tutto. Veniva tolta la patente, veniva tolto tutto. Come mai dopo 50 anni tutte queste cose sono finite? Allora si poteva mandare chi non era residente nella città, al suo paese, e adesso queste che lo fanno non è più come... Allora la legge c'era, adesso non c'è più quella legge, questo non faceva parte della legge Merlin. È un'altra legge che è stata grazie fatta. del contributo. Abbiamo altre telefonate in linea. Pronto? Ciao Andrea. Ciao Marisa. Saluto l'ospite che non conosco. Grazie Marisa, buongiorno. Marisa è una militante meridionale molto attiva. Senti, da te non vogliamo nessun contributo, hai già dato abbastanza. Cosa hai detto? No, da io te non do vogliamo il nessun contributo per Brescia. Tu sai come la penso. Sì, ho capito, ma io tu già vivi parlo... di pensione. Dai Marisa, i soldi devono cacciarli altri anche. Lo so, però io non, proprio mi sento male sentire certe robe. Vabbè. Io ho fatto il mio versamento, e per cui... Però tu sai che io non le mando a dire, Prego. le dico. Sì. Insomma, Salvini, solidarietà al 100%, ma il fatto del Papa, dateci che predica bene il razzo alla mala, che se le porta a casa sua lì alla... in Vaticano. No, il Papa a Roma. Certo, a Roma, Che in se le Vaticano. porta lì e se le tiene, perché fra poco qui, Andrea, ci portano via a casa. Io sto pronto con un macete dietro la porta. Saluto l'ospite. Ciao. Grazie Marisa, Ciao, un grande grazie. abbraccio, ci vedremo presto, mi auguro. L'ultima, ancora un'altra telefonata, sì, prima della pubblicità. Pronto? Sì, salve, sono Giampaolo Bernasconi, telefono da Faloppio. Prego Giampaolo. Sì, salve, senta, io ho telefonato 3 giorni fa, 4 giorni fa, una settimana fa sul comunismo, su un libro di Giorgio Galli in difesa del comunismo nel XX secolo. Sì. Niente, poi dopo sono seguite delle telefonate, tra cui una signora che ha detto che io sono comunista, no? Io volevo dire due cose, che io prima non sono comunista, e che secondo le vere prostitute non sono quelle che ci sono per strada, ma sono quelle che sono nei salotti dell'alta borghesia e della nobiltà. Va bene. Prima cosa. Seconda cosa, volevo salutare gli alpini che fanno il raduno adesso, oggi, che sono delle truppe che meritano, e gli alpini non sono assolutamente dei parassiti, ma è gente che ha sempre lavorato per la popolazione.
Vi ringrazio. Va bene, grazie. Grazie mille, leggiamo qualche SMS e poi andiamo in pubblicità, vai. Sì, veneti, svegliatevi perché questa sarà l'ultima occasione per riprenderci la nostra libertà e indipendenza da questa Europa padrona e mercenaria che ci sta togliendo l'aria. Per respirare andiamo tutti il 31 maggio a votare. Serenissima, Luca Zaia, Leone de San Marco. Mari, firmato Mari. Poi ancora, aspetta un attimo, ma vediamo un po', aspetta, bella, questa qua bella. No, vai. Questa. Fabrizio da Brescia, Terrischiavo stupenda, una delle più belle degli anni 90. Fabrizio, grazie mille. Grazie ma anche mille, dagli anni 2014. Perché ho iniziato 2015, a lavorare 2016. in quegli anni. Ah, ecco. Sì, è un tuo fans allora. Sì. E qua un'altra su Garula, sì, ma non hanno capito che era scritto male, ragazzi. Non fa niente, non ci importa del Garula e Garulla. Take it easy, ci sono cose più gravi. Esatto. Non sono d'accordo con Pansa, se lui non vuole votare poi perde anche il diritto di lamentarsi. Lorenzo 19,9 e infatti Lorenzo era quello che stavamo ribadendo noi. Prima del 31 maggio fate una festa anche qui nel Veneto con la vostra Radio Padania Libera per sostenere Luca Zaia. Qui tira un vento di una Moretti che sta ripetendo tutto quello che sostiene il nostro Matteo e continua a sostenere che sarà lei la nuova governatrice del Veneto. Veneto con, aspetta perché qua... c'è un altro pezzo di mail. Con l'inganno e la falsità del suo partito... Democratiche, sì, ma... spariscono del suo partito demolitore sempre Mary da Vicenza. Grazie Mary. Ecco, pubblicità. Radio Padania Libera, la tua radio. Leggi qui, Golf con Tech Sound Pack da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 euro. I sensori di parcheggio 16.900 euro. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech Sound Pack da 16.900 euro. E solo a maggio il navigatore touch in omaggio. Info su Volkswagen.it. Solo da Lidl, convenienza in formato XXL. Da domani 4 pizze margherita da 300 grammi l'una a soli 2,99 euro. E birra Pils, 8 bottiglie da mezzo litro a 3,69 euro. Lidl, anch'io. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Radio Padania Libera, la tua radio. Un saluto da Sammy Varin. Con la bella stagione sono ricominciate con entusiasmo le feste della Lega Nord sul territorio. Per segnalarle a Radio Padania chiamate il numero 02 66 234 422. Dall'8 al 18 maggio è il momento di Dalmen Fest, la mitica festa della Lega Nord che va in scena presso l'area feste in via Stella Alpina a Dalmine, in provincia di Bergamo. Tante serate di ottima cucina, accurato servizio bar, musica, ballo e grandi ospiti politici rigorosamente padani.
Vi aspettiamo dall'8 al 18 maggio alla Dalmen Fest di Dalmine, Bergamo. Cercate il gazebo di Radio Padania. Padania Libera. Ed eccoci tornati in diretta, Andrea Ancona in compagnia di Thierry Schiavo in studio e in regia Giulio Cesare Carnelli. E abbiamo adesso in linea Cristina Cappellini, che è assessore alla cultura per la regione Lombardia. Ciao Cristina. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Senti Cristina, abbiamo Thierry Schiavo qui ospite dello studio. Senti Cristina, allora parliamo di cultura e dell'iniziativa del tuo assessorato in questi giorni di Expo e fuori Expo. Sì, il mio assessorato in questi giorni è in pista per tanti eventi che abbiamo messo in cantiere nei mesi scorsi. Adesso ne approfittiamo nel periodo dell'Expo per farli conoscere il più possibile a tutti i cittadini, i turisti che stanno arrivando con grandi numeri, visto il successo dei primi giorni dell'Expo. Poi, a dire la verità, noi ci stiamo occupando più del fuori Expo, quindi le attività culturali sui territori, perché fin dall'inizio avevamo detto che per noi Expo non doveva essere solo un evento su Milano, ma abbiamo voluto spalmare l'offerta culturale su tutti i territori della Lombardia. Quindi abbiamo messo in campo tante iniziative che via via stiamo presentando. Lunedì sera saremo a Cremona per presentare l'anteprima del video sui siti UNESCO della Lombardia che abbiamo realizzato con il Centro Sperimentale di Cinematografia della Lombardia, quello che ha sede al Polo del Cinema a Milano. Ci sarà anche il Presidente Maroni. Ci saranno anche dei testimonial perché il video diciamo che illustra tutti i 10 patrimoni UNESCO della Lombardia, che ricordo sempre la regione col più alto numero di siti UNESCO. A volte ce lo dimentichiamo, ma è un primato che ci tengo sempre a ricordare, e vedremo tante meraviglie della nostra splendida regione. Oggi invece saremo a Como con un'iniziativa che abbiamo lanciato a Varese 2 mesi fa, La Lombardia che scrive, ed è un'iniziativa che ha voluto direttamente il Presidente Maroni per dare una vetrina a tutti i giovani scrittori dei nostri territori. Quindi abbiamo selezionato tramite di regola un giornalista di un quotidiano locale di quel territorio, prima Varese, poi siamo andati a Cremona, oggi saremo a Como. E sono stati selezionati dei giovani, o meno giovani anche, ma comunque esordienti scrittori locali che non hanno mai pubblicato con grandi case editrici, ma che avendo un grande talento hanno diritto ad avere una vetrina, un luogo per farsi conoscere, e presenteranno le loro opere. Ecco, Sono questo romanzi, mi sembra saggi, poesie, insomma, diamo un po' di vivacità a un tessuto culturale che di fatto è forte, ma che spesso ha bisogno di essere promosso, valorizzato come meriterebbe. Ecco, a me sembra un'ottima iniziativa questa qui, anche perché in Italia si legge ben poco, purtroppo, e sempre meno, perché io giro per librerie e vedo che magari c'è tanta gente che guarda, ma pochi comprano. In linea, diciamo, il dato nazionale sì, come lo ritrae lei. Devo dire che però da assessore alla cultura della Lombardia ammetto, e questo mi fa piacere, che la nostra è la regione dove dati dell'Associazione Italiana Editori si acquistano, si leggono più libri, quindi questo è un dato confortante, perché l'editoria in Lombardia è ancora forte, nonostante la crisi, nonostante tutti i problemi, però è uno dei primati che ci vedono in testa rispetto alle altre regioni. E poi bisogna, secondo me, incentivare molto gli scrittori del territorio. Infatti non abbiamo voluto selezionare autori che abbiano pubblicato con grandi case editrici, ma soprattutto con case editrici locali. E questo è il senso del legame con i territori, e infatti questo lavoro di selezione è stato fatto e verrà fatto in ogni provincia con giornalisti dei quotidiani locali e case editrici locali, quindi c'è proprio uno sguardo ai territori e agli autori che meritano molto, ma che magari sono
poco conosciuti o non conosciuti come meriterebbero, proprio perché non hanno partecipato a grandi eventi, a grandi concorsi con grandi case editrici. Bene, e altre iniziative dell'assessorato prossime? Allora, sempre nel Fuori Expo avremo una bella iniziativa che parte il 27 di maggio in Darsena a Milano, sbarca sui Navigli Odyssey, che è un progetto di teatro sociale itinerante che coinvolge tanti paesi da San Pietroburgo fino alla Grecia, ed è una sorta di viaggio iniziato l'anno scorso proprio a San Pietroburgo su una nave veliero, con a bordo tanti artisti di tanti paesi europei che presenteranno a loro modo un ritratto di quella che è l'Odissea, Ulisse, il mito, diciamo, del viaggio, del ritorno. Questo è un po' il tema, il filo conduttore. Passerà anche, abbiamo voluto come regione che passasse anche dalla Lombardia, pur non avendo il mare, ma utilizzeremo i Navigli e il lago di Como. Sì. Che poi terminerà a giugno a Como e Cernobbio, passando per l'Adda e appunto i Navigli di Milano, e avremo queste compagnie di giovani teatranti di diversi paesi europei. La cosa bella è che ognuno manterrà la propria lingua, quindi c'è anche un'attenzione particolare alle diverse identità delle diverse compagnie, dei diversi popoli. Quindi, come dicevo l'altro giorno in conferenza stampa, un progetto di un'Europa che ci piace, perché è quella dei popoli, delle culture, delle lingue, delle differenze, delle identità. Quindi abbiamo deciso di appoggiare questo progetto, poi vedremo come sarà realizzato, perché è tutta una sorpresa, non abbiamo avuto grandi anticipazioni, abbiamo voluto lasciare ai giovani attori, alle giovani compagnie il massimo della libertà creativa e artistica, e vedremo il 27 in Darsena che tipo di odissea ci proporranno, però sarà sicuramente un modo per vivacizzare i Navigli, la Darsena appena riaperta al pubblico dopo la riqualificazione, e il fermento culturale c'è, è forte, si vedrà, insomma. Senti, penultima domanda, quindi una regione Lombardia che sta rilanciando la cultura lombarda. Assolutamente sì, e con diversi modi, andando soprattutto incontro a quelle che sono le richieste dei giovani artisti. Martedì, ad esempio, è un'altra data importante perché parte la sperimentazione della carta musei, quindi da martedì sarà in vendita la carta musei regionale, che permetterà l'accesso gratuito e illimitato a tutti i musei e luoghi della cultura della Lombardia, e in aggiunta quelli del Piemonte, perché è quella carta che abbiamo realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte, che è stato un lavoro lungo, difficile, ma ce l'abbiamo fatta e siamo riusciti a realizzare questa carta che si chiama Abbonamento Lombardia Milano, Abbonamento Musei Lombardia Milano, e che parte appunto martedì, quindi hanno già aderito circa 90 musei in tutta la Lombardia, in tutti i territori, e a costo di 45 euro con diverse fasce, diverse tariffe a seconda dell'età, bambini, giovani, anziani, permetterà appunto per 365 giorni all'anno l'ingresso illimitato a tutti i luoghi della cultura che aderiranno. Quindi questa è un'altra iniziativa che coinvolge tutti i territori e che permetterà a un costo limitato di una maggiore fruibilità di tutto il nostro patrimonio culturale, che è immenso. Senti, grazie per tutte queste informazioni. Ultima domanda semiseria, anzi poco seria. Ieri l'Inter ha perso 2-1 con la Juventus. Ancora? Ma con un Cappellini in campo sarebbe cambiato qualcosa? Giriamo il dito nella piaga. Diciamo che dopo la grande Inter degli anni 60 e dopo l'Inter di Mourinho, forse abbiamo vinto talmente tanto che adesso dobbiamo scontare qualche anno di... Brava, sono d'accordo. Il Cappellini di casa tua soffre in questo periodo? Sì, è un po' che non è contento. Ma mi piacerebbe rincontrarlo un giorno. Ci siamo incontrati una volta in manifestazione, l'ultima volta l'avevo visto giocare col Como, quando avevo chiuso la carriera col Como, mi ricordo. È stato forse il suo ultimo gol in Serie A, aveva pure segnato, mi ricordo.
Che memoria! Sì, guarda, era il mio esordio a San Siro, per cui Intercomo 3-1, gol di Capellini. Esordio a San Siro non si dimentica mai. Senti Cristina, io ti ringrazio, ti saluto e ci sentiremo presto per aggiornarci appunto su quanto fa la Regione Lombardia per la cultura lombarda. Adesso tutte le settimane abbiamo tante iniziative, quindi bene, ci sentiamo presto. Allora. Occhio alla mia telefonata ora. Va bene? Grazie, un grande abbraccio. Buona domenica, ciao. Eccoci tornati in studio. Io leggerei qualche sms. Vai Cristina. Sì, Cristina. Sì, dopo voglio anche salutare gli amici di Facebook. Questo lo leggiamo? Sì. Pagani ha ragione, quando uno è colpito dalla meningite o muore o resta rincoglionito. Adesso mi massacrano perché ho detto la parolaccia. No, vai. Quello di Vimercate non è morto. Lorenzo 19,9. È una battuta di Totò. Non è mia, attenzione, non mi massacrate a parole come stanno massacrando il povero Salvini. Dovrebbero ammanettarli tutti quei delinquenti dei centri sociali insieme a quei due di sinistra che comandano. Ma cosa? Le palle. Forza Salvini, sei un eroe. Ciao Alda da Torino. Poi ancora. Ecco qua. Se fosse Salvini... Chiamo alle armi, va bene. Vedi che ci sono mail scritte male, che tu leggi di corsa. Se fosse Salvini, chiamo alle armi e poi vedremo... me l'hai persa. Va bene, piena solidarietà a te Terry, sei molto simpatica e spiritosa, dai una nota di novità nella vostra rassegna stampa, in quella di Andrea Ancona, nella mia io sono ospite, pur valutando in positivo anche la voce del conduttore. Viva Matteo, quello giusto. Mary di Vicenza. È mia cugina Mary di Vicenza. Aspetta, prendiamo 2 telefonate e poi vediamo, scusa, perché li facciamo spendere inutilmente. Pronto? Buongiorno. Non so se sono io perché non sento la radio. È lei, vada. Qui non prende. Stavo dicendo prima che io sto guardando Omnibus e stanno denigrando Salvini in un modo incredibile. C'è anche Di Pietro, ci sono è tutta pubblicità. Sì, ma però non è ammissibile. Si qualificano per quello che sono, dai. Grazie. Vabbè, comunque non guardare più Omnibus, lascia perdere. Non faccio la radio, qui non la prendo io a studio. Va bene, no, ma voglio dire, io non guardo la televisione apposta. Grazie, pronto? Grazie. Pronto, sono io in linea? Sì, prego. Sì. Ciao, sono Ernesto e chiamo dalla provincia di Bergamo. Prego Ernesto. Allora, non sono poi un estremista, dai, il cervello lo so usare, prima cosa. Quindi di conseguenza che sia estremista sì, che abbia delle posizioni dure sì, perché io lo sono, ho delle posizioni dure, però da lì a classificarmi come estremista proprio... Ernesto è il nostro amico che aveva scritto prima su Facebook. Nel senso duro e puro, adesso voleva precisare. Mi ambigo di centri sociali, il cervello lo so usare, provo ad usarlo, magari lo usano male, ma ci provo, prima o poi ci riuscirò. Una cosa veloce, è inutile dire pontificare, io credo nella reciprocità. Quello di prima, santo subito, ha fatto la moschea più grossa della cristianità a Roma e in cambio non ha avuto niente. Questo qua dice basta far sterminare i cristiani, però non dice chi lo fa. Io vorrei vedere uno dei suoi, un buonista, che aspetta sfottuto con la motosega per farsi tagliare la testa. E questi qua prima o poi ce la fanno, però sono tutti buonisti, tutti qui, tutti lì e tutti là. E questo qua è una rottura, una rottura, mi sono rotto le scatole. E poi per quanto riguarda le pensioni, se uno prende 5.000 euro di pensione e il suo datore di lavoro, che se ce l'aveva, ha pagato i contributi, è giusto che gli vengano dati, e invece loro le pensioni non se le tagliano. Sono d'accordo con te, grazie, soprattutto con la contributiva. Altra telefonata, pronto? Ciao Ernesto, buona domenica. Pronto, caduta la linea. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, pronto, l'ascolto. Sì, sono Vanna. Volevo dire, adesso io ho sentito la critica di una signora riguardo la giornalista che c'è lì, no? Sì, buongiorno. No, ma Garrula con 2 R vuol dire loquace per le persone oppure le rondini. E Garrula, mi Piemontesi, io abito qua all'inizio a Val di Susa, ma ho origine lombarde. Garrula vuol dire sciocco. Però Garrula esiste perché con doppia R vuol dire loquace. Allora sì, preciso una volta per tutte perché forse non so che cosa abbia letto lei, è per questo che diceva. Era scritta con 2 R e con 2 L. Quindi vuol dire loquace. Era scritta male la mail, ma siccome è preciso, io non amo giustificarmi quando non sono in torto. Però lo spiego. Non ho sentito il precedente, che cosa ha letto lei. Allora, era scritta male 2 R e 2 L. Siccome questo non è il mio lavoro, io non faccio radio, stava
stavamo leggendo le mail velocemente. Leggendo la mail in maniera veloce e un termine scritto in maniera errata, con 2 R, con 2 L, quindi viene fuori garrulla, io non sono andata a collegarlo a garula, capite? Quindi non ho collegato il cervello con quella parola. Non è un problema. Però ragazzi, perdonatemi, se capisco come si possa sentire Salvini, perché è pesante avere veramente le persone contro per niente quando si è in buona fede, è un po' brutto. Tranquilla. Altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Salve ancora e buongiorno anche alla ospite. Buongiorno, grazie. Vorrei fare una considerazione su quello che ha scritto Pansa sul giornale, o sul Libero. Ecco, no. Lui si conferma proprio un compagno, no? Probabilmente avrà consigliato lui, il Napolitano, compagno di sinistra, di non andare più a votare e affibbiarci i presidenti del Consiglio. Dato che lui non vuole più andare a votare, va bene, no? Ci affibbiano tre ministri, cioè primi ministri, va bene così. Bravo Panza, sei un campione. Bene. Vediamo un po' altre 2 SMS, vai Terry. Cara Terry, che stai affiancando Andrea in conduzione, apprezzo il tuo slancio che a me giunge sincero e spero di sentirti ancora per approfondire la mia impressione. Ci sono vocaboli caduti in disuso che solo noi vecchi frequentavamo e tanti neologismi che non conosciamo. Neanche Andrea conosceva il termine di garrulla scritto con 2 R e 2 L, ma tu mi sembri giusta e ti voglio bene. Ivana da Cassina dei Pecchi, grazie Ivana. Però la precisazione l'ho fatta prima, quindi sì, vabbè, ma insomma spero che abbiate compreso. Andiamo avanti? Sì, vai, Andrea, vai. invita Terry più spesso, condivide anche la sofferenza interista. Purtroppo sì, Lorenzo 19,9. Oggi sono massacrata interista, massacrati ieri dalle riserve della Juve, quindi peggio di così oggi non può essere. Può solo migliorare la giornata, giusto? Sì, ha degli ampi margini di miglioramento. Vado avanti? Sì, vai. C'è chi ha fatto colazione con pane e cornacchie stamani? Quelle 2 donne dalla critica facile alla tua ospite, Enrico Toscano a Imperia. Enrico, vabbè, basta, non commentiamo. Va bene, questo è più serio. Vai. Salutiamo Pietro, diamogli un bacio. Vai, questo qua. Certo che in Italia si legge poco e i libri scritti da Terry ci piacciono un sacco. Grazie Pietro, sei gentilissimo, grazie per questa mail. Immagino che tu li abbia letti entrambi e insomma abbia fatto delle riflessioni a riguardo. Soprattutto, vabbè, meglio che mi taccio perché poi... Taciti, che qua oggi si scatta nel delirio. Come siamo messi? 2 telefonate, pronto? Pronto, buongiorno a tutti e 2, Lisetta, pronto? Sì, pronto, ciao Lisetta. Ecco, prima cosa andiamo a firmare nei gazebi. Brava. Seconda cosa, io non voglio fare la sindacalista. A questo punto il burattino Renzi sulle pensioni della legge Fornero, chissà come la penserà. Io dico, la prossima manifestazione, ragazzi, della Lega, sia sui pensionati che protestano, e protesteranno perché la mancata cifra sulle pensioni che spetta non si sa questo burattino a chi le dia. Perciò io dico di fare, ripeto, una bella manifestazione di tutti i pensionati a Milano per rivendicare la propria pensione, e se nessuno di noi protesterà questo belimbusto farà come tutte le cose che sta facendo quello che vuole lui. Vi saluto, arrivederci. Arrivederci, buona domenica. Grazie, pronto? Pronto, buongiorno ancora. Ciao. Damatra, ma chiede la gente la gana god fa, Damatra, questi che telefonano per le R di Garro Garula, ma niente fa, perché io voglio fare un appello, mi hanno fatto gonfiare la prostata. Aia, non va bene iniziare la domenica così. Ma basta, che niente fa, probabilmente sì, sono molto liberi. Va bene, grazie. Terry, non prendetela con chi si accanisce sul pronunciamento di una parola dimostra che non ha problemi nella vita. Abbiamo da risolvere cose molto più gravi. Ornella, sono d'accordo Lenci, pronto? È caduta la telefonata. Io ricordo il versamento per ricomprare il ripetitore che qualche no global, non brain, non cervello, insomma, gente ha rubato il ripetitore di Brescia, e potete dare un contributo volontario straordinario sul conto corrente 37671294, sul conto corrente postale
intestato a Radio Padania, piccola società cooperativa a responsabilità limitata, ma basta Radio Padania, e la causale contributo volontario. Mi raccomando, c'è bisogno, purtroppo questa è stata una perdita importante, questo ripetitore. Probabilmente qualcuno pensa di essere in guerra o in guerra, probabilmente in guerra contro la sua intelligenza. Dobbiamo dimostrare di essere più forti di questa gentaglia, di questi provocatori, di questi delinquenti che si permettono di fare queste cose qua. Pronto? Pronto, buongiorno. Telefono da Bologna. Prego di scusarmi se disturbo. Ho sentito le telefonate che hanno criticato una giornalista che è simpaticissima, ha una bellissima voce, e finalmente c'è un'ondata di gioventù nelle vostre trasmissioni. Grazie. Perché veramente, io ho 69 anni, ho 2 figlie grandi, 2 figli di nipoti, ma hanno bisogno di sentire qualcosa di diverso i giovani, non soltanto parlare di disgrazia della nostra politica. Ma lei, mi raccomando, non si lasci intristire dalle critiche. Come si chiama, signora, lei? Brunella. Brunella, io la ringrazio. Io devo ammettere che adesso, appena sento la voce di una donna al telefono, mi viene il panico perché sono preoccupata. Però grazie, Brunella. No, non mi lascio abbattere. Come diceva qualcuno, molti nemici e molto onore, e gli amici pochi ma buoni. Ti ringrazio tantissimo. Pronto? Pronto, ciao, buona Padania, Maurizio da Busto, saluto signor Ancona, lei era suo ospite. Grazie. Volevo fare una considerazione, forse stanno dimenticando la Chienge come urlava quando sulla Padania c'erano scritti sui movimenti. Adesso puoi dire che Salvini si deve cercare, mi sembra poi da un ministro dell'interno che sia molto responsabile. Ciao, buona Padania. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, telefono da Bergamo, sono Adriana, ascolti. Tanti complimenti alla giornalista nuova che è arrivata e così abbiamo un rinforzo. Grazie, tiro un sospiro di sollievo. Mi appoggio anche al suo spirito combattente. Grazie. Perché noi dobbiamo combattere una cosa molto importante. Esatto. L'odio che si sta creando contro la Lega attraverso il nostro segretario Salvini. Quello che stanno dicendo adesso su Omnibus non è una bella cosa. Vorrei dire a lei, signor Andrea, che sempre l'ascolto la domenica. Grazie. Non dobbiamo noi non ascoltare, non vedere la televisione. Io la voglio vedere e seguo i programmi che mi interessano per sapere cosa gira intorno, perché sennò non posso pensare solo quello che pensa la Lega. Mi piace vedere un po' e poterla contrastare, no? Allora io chiedo questo a lei, signor Andrea, e anche alla giornalista. Sì. Fatemi questo favore, chiedete al direttore della radio, della nostra radio, se può recuperare il programma di questa mattina di Omnibus sulla 7 con la Sardoni, che io l'ascolto proprio perché mi piace il suo metodo di condurre, anche se bisogna stare attenti, che lo riprendano e ce lo facciano sentire, che a me piacerebbe tanto, signor Andrea, che dovessimo ragionare sulle come si dice, sulle cose che ci dicono contro, tante volte non mi vengono, sulle critiche, d'accordo, va bene. Ascolti, signor Andrea, noi non siamo razzisti, noi non siamo cattivi. Sono gli altri che ci vogliono fare apparire così e ci stanno veramente facendo del male. Mi affido a lei e alla giornalista. Grazie, molto gentile. Grazie. Io un po' cattivello sono comunque. Io vi ringrazio. Allora, noi, questa era l'ultima telefonata, dopo di noi ci saranno i giovani padani, giovani ma non troppo, che schile pedanche. Ma dai, è un ragazzino, vabbè, si vede. Terry, allora, questa esperienza in Radio Padania. Allora, devo dirti che mi è piaciuta, e per la gioia delle mie 2 o 3 amiche che oggi mi hanno criticato, io torno anche domenica prossima. Bene, è una bella notizia, questo mi fa piacere. Contento? No, domenica prossima non ci sono, ecco, perché sono al Congresso Nazionale della Lega come delegato. Vedete, signore, già mi sta sbolognando. Mi sta sbolognando. Domenica dopo ci sarò. Comunque è stato un piacere anche leggere gli SMS che noi leggiamo da computer come se fossero mail, quindi vorrei sottolinearlo perché forse il mondo della radio, lo studio dove si va in diretta non è conosciuto dai molti, e quindi vorrei ringraziare quanti ci hanno scritto gli SMS, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno telefonato e anche tutte coloro che hanno criticato, perché la critica costruttiva serve sempre ed è importante perché ci aiuta ad evolvere.
Ecco, domanda, più amore o più odio hai incontrato nella tua vita? Allora, devo dire che ho incontrato più rabbia. Le persone non odiano, le persone sono arrabbiate, le persone sono arrivate al limite e sfogano la loro rabbia in qualsiasi modo venga loro permesso. Devo anche aggiungere che quando non sai come colpire una persona, incominci a denigrarla, incominci a offenderla, perché è l'unico modo per sentirti migliore. Quindi più rabbia. E l'amore comunque c'è. Non ci sarebbe più il mondo se non ci fosse amore. Ricordiamo che sono sempre più le cose positive al mondo di quelle negative, anche se quelle negative sono molte in questo periodo storico. Perché quelle negative fanno notizia. Cioè un assassino fa notizia, un gesto bello non fa notizia perché quindi viene scarsamente riportato. Anzi, adesso fa notizia se una risorsa, cosiddetta risorsa, un migrante, un clandestino fa un gesto che per noi è normale, allora se lo fa uno di questi, avete visto voi, certo, che dite, guarda, certo, come sono bravi. Ma c'è anche molta strumentalizzazione, esatto, della notizia e c'è anche la grande capacità di chi ci passa le informazioni di fare disinformazione. Ecco, tu sei stata all'estero anche? Io ho viaggiato, non tantissimo, ma ho viaggiato e mi piace molto viaggiare. Ecco, perché qualcuno dice che le notizie all'estero sono molto diverse, nel senso, nel modo di porle. Dipende dai paesi. Ci sono dei paesi, ne parlavo anche ieri sera con degli amici, ci sono dei paesi in cui la censura della notizia è totale e questo è un male. È anche male far passare qualsiasi notizia senza filtrarla, perché ci sono delle notizie, a mio avviso, questo avviene tantissimo sui social media, passa di tutto. Ci sono delle cose che secondo me forse sarebbe meglio evitare di passare, ci sono delle immagini cruente che sarebbe forse meglio evitare di vedere, perché non fanno altro che metterti negatività addosso e non fanno altro che ricordarti che il mondo è così. No, il mondo non è così, il mondo è anche bello e noi dobbiamo lavorare per migliorarlo e non per distruggerlo. Ecco, io ricordo, a proposito di distruzione, di contribuire al riacquisto del ripetitore che ci hanno rubato a Brescia. Potete farlo con il conto corrente postale, attraverso il conto corrente postale numero 37671294, intestato a Radio Padania Piccola Società Cooperativa o Radio Padania e basta, e con la causale contributo volontario. Io credo che siamo in chiusura. Regista fa ciao con la mano. E ringraziamo perché è stato bravissimo, impeccabile. Perché vuol dire che il regista se ne va e noi rimaniamo qua. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a fra 2 domeniche, perché domenica prossima sarò in quel di Brescia in quanto delegato al congresso nazionale della Lega Nord. Io vi saluto, vi abbraccio e vi mando un bacio